Buongiorno a tutti, vediamo la fattorizzazione del trinomio di secondo grado. Abbiamo la regola: se abbiamo un trinomio della forma x al quadrato più sx più p, possiamo scomporlo come fattorizzarlo come x più a per x più b, dove a per b, dobbiamo trovare a e b, a per b è p e a più b è s. Adesso facciamo subito gli esercizi. Allora, se dobbiamo scomporre x al quadrato meno 8x più 12, quindi cosa facciamo? Noi cerchiamo a e b in modo che a per b è 12 e a più b è meno 8. Qui dove abbiamo a per b si mette il termine senza x, e dove abbiamo a più b si mette il coefficiente del termine di x, meno 8. Allora, lì dove abbiamo il prodotto scriviamo questo 12, lo scriviamo in più modi come prodotto. 12 ad esempio è 2 per 6, però ricordiamoci la regola dei segni: può essere anche meno 2 per meno 6, oppure può essere 3 per 4, oppure meno 3 per meno 4, oppure anche non dimenticatevi sempre l'1 nella fattorizzazione: 1 per 12 oppure meno 1 per meno 12. Allora, adesso di tutte queste possibili coppie ce ne va bene solo una, quella che con il più mi dà meno 8. Allora cerchiamo 2 più 6 fa 8, qui abbiamo meno 8, meno 2 più meno 6 sarebbe meno 2, meno 6 fa meno 8, quindi questa è quella giusta. E proprio la coppia che cercavamo, perché se mettiamo più viene meno 8, se mettiamo per viene 12, e quindi la nostra fattorizzazione è i numeri che cercavamo a e b sono meno 2 e meno 6. Allora qui possiamo scrivere x meno 2 per x meno 6, perché sarebbe x più meno 2, ma è uguale come scrivere x meno 2. Facciamo ancora un esempio. X al quadrato più 8x meno 20. Allora, a per b è meno 20, non dimenticatevi i segni, a più b è 8. Allora, questo meno 20 è negativo, lo scriviamo come lo fattorizziamo in più modi, comunque è negativo, quindi è il prodotto di un positivo con un negativo. Meno 20 è meno 4 per 5, però il meno può stare anche sull'altro termine, può essere meno 5 per 4, oppure meno 2 per 10, oppure meno 10 per 2, oppure meno 1 per 20, oppure meno 20 per 1. In realtà poi ogni volta non è necessario scrivere tutte le possibili moltiplicazioni, se già subito vedete a occhio qual è quella giusta. Allora, per tutte queste coppie, se noi mettiamo più, meno 4 più 5 fa 1, cioè vediamo subito qual è quella giusta. Meno 2 più 10, questa è quella giusta. Meno 2 più 10 fa 8. Allora qui possiamo fattorizzare, noi qui i due numeri che cercavamo sono meno 2 e 10, e possiamo fattorizzare come x meno 2 per x più 10, se non è meno mettiamo il più. Ecco, abbiamo fattorizzato. Allora, per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.